Rispetto al sistema paese noi stiamo ancora in numeri positivi, certamente non come qualche mese fa, ma però insomma i nostri imprenditori non mollano e quindi questo ci permette di guardare anche col futuro con una certa serenità. Nel secondo trimestre del 2023 la produzione industriale del Veneto segna una frenata su base tendenziale che risente ancora del controrimbalzo sul 2022, mentre rispetto al secondo trimestre dell'anno l'attività manufatturiera registra una sostanziale tenuta. Secondo l'indagine voluta da Unioncamere, la produzione industriale ha segnato una variazione congiunturale del più 0,4%, fondamentale quindi per le imprese guardare ai mercati esteri. Consultate le nostre camere che vi daranno tutti quei suggerimenti per affrontare nuovi mercati. Sono 86 camere in 63 paesi e ci sono tanti mercati che ancora possono dare delle soddisfazioni alle nostre imprese, i mercati asiatici, ma gli Stati Uniti lo stesso, anche l'America Latina. Quindi per un prodotto che è il Made in Italy, che ha una sua qualità, che è molto ricercato, credo che si possa guardare con più prospettive future positive le nostre produzioni e le nostre esportazioni. Non si discosta dalla realtà veneta la provincia di Padova, storicamente forte nel terziario. Già il fatto di vedere che il settore dell'edilizia è cresciuto, il settore manifatturiero è cresciuto, il settore dei servizi è cresciuto anche con una modalità importante, c'è un calo per il settore del commercio che però ovviamente quando c'è inflazione diminuiscono i consumi e ovviamente il primo che ne ci rimette è il commercio, però poi a cascata ci rimettono anche le imprese di produzione, eccetera. Quindi uno scenario ancora non preoccupante, ma sicuramente con delle interessanti prospettive.